Può sembrare un controsenso, ma i numeri raccontano una storia solo in apparenza paradossale. L'Italia è il paese europeo con la maggior densità di automobili. Circolano 701 vetture ogni 1000 abitanti, cioè quasi 7 auto ogni 10 persone. Il Friuli Venezia Giulia ha un dato medio di 694 ogni 1000 abitanti, ma a Udine si registra una media di 736, a Pordenone 720, a Gorizia 670 e a Trieste 579. Quest'ultime due province presentano un dato inferiore alla media nazionale. Oltre a ciò, il numero complessivo delle auto continua a crescere. Se nel 2014 in Friuli Venezia Giulia circolavano 769.583 autovetture, nel 2024 sono salite a 828.929. Non solo, tra i grandi paesi dell'Unione Europea, l'Italia ha il parco auto più anziano. Un dato, quest'ultimo, in linea con la media del Friuli Venezia Giulia. Nel nostro paese, quasi un'auto su 4, il 24% circa, ha più di 20 anni. Fa peggio soltanto la Spagna, 25,6%, mentre la Francia si ferma a poco più di una su 8, il 12,5%, e la Germania addirittura una su 10, pari al 10%. Gli autoriparatori indipendenti sono molto più di semplici attività artigiane. In Friuli Venezia Giulia sono 1270 presidi quotidiani di assistenza, soccorso e fiducia per tantissimi automobilisti. Dietro ogni insegna ci sono piccole e microimprese che, lontano dai grandi marchi e dalle logiche delle multinazionali, garantiscono concorrenza, professionalità e sicurezza sulle strade. È questa rete diffusa a tenere vivo il mercato, a creare concorrenza vera e offrire ai cittadini la libertà di scegliere. Quando queste realtà chiudono, non sparisce solo un pezzo di economia locale. Aumentano i costi, si riducono le alternative e il servizio peggiora. Difendere l'autoriparazione indipendente significa difendere il territorio, il libero mercato e il diritto dei consumatori a non dipendere da pochi grandi operatori. Una battaglia che riguarda tutti, non solo gli addetti ai lavori.